12 ottobre 1492. Cristoforo Colombo scopre l'America. Questa la scoperta dell'America, così come l'abbiamo sognata, idealizzata, studiata sui libri di scuola. 12 ottobre 1492, ricordiamo questa data, è la data nella quale, secondo la storia ufficiale, Cristoforo Colombo avrebbe scoperto l'America. Perché diciamo avrebbe? Perché forse non è stato lui ad arrivare per primo nel continente americano. Più volte naturalmente abbiamo raccontato che è stato Cristoforo Colombo, lo abbiamo letto, lo abbiamo scritto, fa parte del nostro orgoglio nazionale pensare che sia stato un italiano a scoprire il nuovo continente, però con altrettanta correttezza vi dobbiamo dire che abbiamo già ascoltato degli esperti che hanno studiato a lungo questo caso e abbiamo addirittura trovato in un dipinto sul soffitto di una villa un affresco che raffigurava già l'America e sotto incisa una data precedente a quella di Cristoforo Colombo. È possibile che qualcuno sia giunto qui prima di lui, forse dei pescatori, forse dei vichinghi, forse qualcuno che ha seguito questa rotta per portare avanti un progetto rimasto segreto per 500 anni. La teoria del viaggio è legata al fatto che Antonio Zeno e Niccolò Zeno, chiamati da Prince Henry Sinclair, dovessero organizzare questo viaggio per proteggere quelli che erano i documenti e il grande tesoro templare. Le leggende sono cose molto belle, fanno parte della nostra cultura. Quando si vuol tracciare un rapporto fra la leggenda e la storia, però bisogna cercare anche di tracciare confini precisi in maniera che in ogni momento della nostra navigazione intellettuale noi, da buoni marinai, sappiamo sempre con esattezza fare il punto e stabilire quando si parla di storia, quando la storia incontra la leggenda, che succede spessissimo, e quando invece siamo nel campo della pura leggenda o dell'indizio non verificabile. È possibile che un principe scozzese e un navigatore italiano abbiano attraversato l'Atlantico prima di Cristoforo Colombo? Stiamo seguendo le tracce di una leggenda che toccherà la realtà molto più di quanto possiamo immaginarci. Passeremo attraverso Venezia, attraverso la Scozia, attraverso le isole Orcadi per arrivare fino qui, nel nord degli Stati Uniti, a Newport, in Rhode Island. È possibile, dicevamo, che un principe scozzese, il suo nome era Henry Sinclair, e il suo capitano Antonio Zeno abbiano già fatto questo viaggio? Parleremo di loro, dei Templari e della colonia perduta dei Cavalieri del Tempio. Portiamo rispetto alle leggende, teniamo presente che dietro le leggende di solito c'è sempre qualche verità storica, teniamo anche presente però che sul piano storico non si può dire mai nulla di sicuro finché non c'è una documentazione. Quello che vedete alle mie spalle è il primo indizio della nostra indagine, una torre di pietra alta circa 7,5 metri. Secondo alcuni si tratterebbe di un'antichissima testimonianza templare. Dopo molti anni di abbandono è stata riscoperta da un italiano, Giovanni da Verrazzano. Era il 1524. Nel 1524 Giovanni da Verrazzano parte per una missione per il Nuovo Mondo finanziata dal re Francesco I. Invece di cercare un passaggio verso il Pacifico, Verrazzano punta a nord, verso la baia di Newport. Qui trova un'antica torre che nella mappa che disegnerà chiamerà Villa Normanna.
ma nessun abitante. È arrivato il momento di entrare in un luogo di solito chiuso al pubblico. Come spesso facciamo con le nostre telecamere, cerchiamo di condividere nuove emozioni. Secondo gli storici americani, la torre altro non sarebbe che il rudere di un antico mulino. Ma secondo altri storici, la costruzione potrebbe essere anche precedente addirittura di secoli, anche di 300 anni. La torre sarebbe un battistero templare. Se queste pietre potessero parlare, forse ci racconterebbero una storia diversa da quella di un banale mulino. Tra l'altro si tratta di una costruzione unica. Se fosse trattato di un mulino ne avremmo trovati probabilmente altri. Perché unica? Intanto perché era molto più alta di come la vediamo oggi, in grado di vedere il mare da una posizione strategica, infatti abbastanza arretrata per poter organizzare una difesa, ma dominante per vedere in anticipo chi si fosse avvicinato alle coste. E poi ci sono delle tracce di pietra che possiamo vedere e misurare. Intanto i suoi archi sono perfettamente indirizzati verso i 4 punti cardinali. Ci sono delle tracce su queste pietre che fanno risalire gli strumenti utilizzati al XIV secolo, quindi al 1300. Per non parlare della geometria sacra che viene rispettata all'interno di questa costruzione. Cosa c'entrerebbe tutto questo con un semplice mulino costruito da operai improvvisati? Secondo James Whitall, archeologo del Massachusetts, sono numerosi i motivi per cui la torre non sarebbe un mulino. Primo, l'architettura della torre non è improvvisata ed è basata su una geometria sacra, come le costruzioni templari. Secondo, la torre è allineata e orientata con i punti cardinali. Terzo, non esiste nessuna costruzione simile in tutto il Rhode Island e il Massachusetts. E la stessa tipologia costruttiva riporta al nord Europa, alla Scandinavia in particolare. Quarto, l'intonaco giunto fino a noi racconta di una lavorazione simile a quella usata in Scozia, come anche l'ingresso al primo piano richiama proprio i castelli scozzesi. Per questi motivi sono molti i ricercatori pronti a credere che la costruzione possa essere della fine del 1300, del periodo del presunto viaggio dei Templari del 1398, un secolo prima di Colombo, e che la torre fosse in realtà contemporaneamente un osservatorio, una chiesa, un faro e un punto di partenza per le future esplorazioni. Ma c'è di più. C'è chi si è preso la briga di ripercorrere un'antica rotta nautica. È stata una donna, un'italiana, il suo nome Laura Zolo. Laura Zolo ha solcato il mare per anni. Una passione irrefrenabile che l'ha portata a conoscere terre e soprattutto oceani vicini e lontani. Nei suoi lunghi viaggi, anche in solitaria, Laura si è un giorno imbattuta in una strana storia. In questa storia mi sono imbattuta veramente per caso, cercando rifugio da una burrasca alle isole Orcadi, mentre navigavo verso Aberdeen. Ho scoperto in un locale delle Orcadi un giornale che parlava di questo navigatore veneziano, Antonio Zeno, del quale io fino allora non avevo ancora sentito parlare, e raccontava di imprese meravigliose compiute prima della scoperta dell'America di Colombo, delle sue navigazioni, della tecnica dei veneziani sulla costruzione navale. E quello che era interessante è che proprio alle isole Orcadi un anno prima era stato organizzato un simposio, un seminario per commemorare questo eccellente navigatore che assieme a Prince Henry Sinclair avrebbe attraversato l'Atlantico 100 anni prima di Colombo.
Tutto comincia nel 1307. Filippo il Bello, re dei francesi, decide di dare la caccia ai Templari e di impossessarsi del loro favoloso tesoro. I Templari abbandonano repentinamente la Francia, mentre gli uomini di Filippo il Bello entrano nelle sedi dei Templari. Trovano poca roba. I Templari silenziosamente fuggono verso ovest nella notte, passano attraverso Chartres, lì lasciano delle testimonianze e arrivano fino al porto sull'Atlantico della Rochelle. Lì li attendono 18 navi, partono per una destinazione ignota, ma si dividono in due gruppi. Una parte della squadra punta a sud, verso il Portogallo, un'altra a nord, destinazione Scozia. E qui i Cavalieri del Tempio trovano l'ospitalità di una famiglia potente, i Sinclair. Per quasi 100 anni i Templari si nascondono in Scozia, protetti dalla famiglia Sinclair. Infatti è il 1390 quando un navigatore italiano decide di fare fortuna, di intraprendere un viaggio lungo, ignoto e pericoloso. Si chiama Nicolò Zeno, fratello di Antonio, ma lui parte da Venezia. Nicolò, secondo fratello della potente famiglia veneziana degli Zeno, è smanioso di partire in cerca di avventura e fortuna. Nicolò Zeno lascia Venezia, percorre il mare Adriatico, facendo sosta a Brindisi, poi riparte per percorrere il Mediterraneo. Costeggia la costa portoghese risalendo l'Atlantico, anche lungo la Francia. Qui c'è il porto di La Rochelle, che aveva visto i Templari protagonisti della fuga. E come i Cavalieri del Tempio, passa anche l'Inghilterra. Stiamo seguendo le tracce di un viaggio segreto, un viaggio con 3 protagonisti. Il principe scozzese Henry Sinclair, il navigatore veneziano Antonio Zeno e i Cavalieri Templari. Un viaggio in America 100 anni prima di Cristoforo Colombo. Anche Laura Zolo parte da Venezia. Dopo alcune ricerche realizzate negli archivi della città lagunare, la Zolo decide di ripercorrere le tappe dei fratelli Zeno alla volta della Scozia e oltre. Ma perché affrontare i pericolosi mari del nord? Ma un po' perché è una rotta interessante, abbraccia dei mari che non sono quelli che usualmente si percorrono noi vagabondi del mare. Ovviamente la rotta classica è più sulle zone degli Alisei, quindi zone caraibiche, adorano la navigazione al freddo, nelle zone artiche, e in più perché poteva essere di stimolo parlare di quelli che è il nostro patrimonio storico, quindi della nostra storia della marineria. La nave di Nicolò Zeno fa naufragio proprio di fronte a una delle isole Orcadi. Viene immediatamente assalita e mentre gli uomini di Zeno stanno per avere la peggio, un uomo interviene. Si chiama Henry Sinclair. Conosceva gli assalitori, ma era un uomo anche molto vicino ai Templari. Nicolò ed Henry si conoscono, fanno amicizia e da quel momento la loro storia cambierà e forse non solo la loro. Entrambe le famiglie, la Zeno e i Sinclair, hanno partecipato alle crociate. Sinclair ha i mezzi finanziari e le navi per costituire una piccola flotta. Lo Zeno ha dalla sua l'abilità del navigatore esperto. È tempo di mettere insieme queste competenze per un nuovo progetto, trovare un nuovo nascondiglio per il tesoro dei Templari.
Nel frattempo, Nicolò, nominato ammiraglio da Sinclair, chiama in Scozia il fratello minore Antonio. Da tempo lo teneva informato delle sue esplorazioni nei mari del nord. Ora hanno la possibilità di proseguire insieme il lavoro nei freddi mari che portano all'Atlantico, partendo da una base sicura, le Orcadi. È da qui che Nicolò e Antonio partono in esplorazione alla volta dell'Islanda e della Groenlandia. Grazie a queste ricerche realizzano una mappa di quei mari. Nicolò e Antonio Zeno sono ormai di casa in Scozia. Hanno navigato a lungo per il mare del nord. Sono pronti per il grande balzo. 1398, 100 anni prima di Colombo. Saranno 12 le navi che salperanno alla volta del Nuovo Mondo. Un viaggio difficile, un viaggio complesso e pieno di insidie, anche per la nostra Laura Zolo. Il mio incontro con gli iceberg è stato decisamente il momento più emozionante di tutta la traversata. Il primo avvistamento della Groenlandia è avvenuto con il sollevarsi come in un sipario, come in un teatro, di questa coltre di nuvole nere su un meraviglioso paesaggio di gemme azzurre e grandi montagne bianche. Tra l'Islanda e la Groenlandia c'erano diversi iceberg alla deriva che ho solo percepito e visti sul radar, nonostante venti anche superiori ai 40 nodi, la visibilità era scarsissima. Ora sembra una balla quella che dicono gli iceberg si annusano prima di vederlo. In effetti è vero che quando si passa sotto vento a questa montagna di ghiaccio cambia proprio l'odore dell'aria. Superata la Groenlandia, la spedizione raggiunge la Nuova Scozia. Fissa un presidio vicino a Oak Island, una piccola isola che potrebbe diventare fondamentale per la missione dei Sinclair e dei Templari. I cavalieri cercano un luogo dove nascondere il proprio tesoro, probabilmente fatto di documenti e conoscenze antiche. Il principe Sinclair, invece, cerca un luogo dove fondare una nuova colonia. Nel cercare questo posto, forse, la missione di Sinclair è passata dove oggi sorge la tranquilla città di Westford. Siamo a Westford, nel Massachusetts, a poca distanza, naturalmente in miglia americane da Boston. Siamo qui perché troviamo la prima traccia ipotetica del passaggio di Lord Sinclair. Infatti alle mie spalle un'incisione che ha scatenato non poche polemiche perché è di difficile interpretazione. Eccola, questa è la stele di Westford, una lastra di pietra sulla quale sarebbe inciso un cavaliere con tanto di armatura. È difficile vederlo ad occhio nudo, infatti alcuni dicono si tratti proprio di un'incisione umana e quindi qui sotto sarebbe nascosto il corpo di un antico cavaliere che avrebbe collaborato, sarebbe stato vicino al Lord Sinclair. Altri sostengono, dei geologi, che si tratta solamente di uno scherzo della natura, alcune linee di una roccia proveniente dall'era glaciale che sarebbero state in qualche maniera dove sarebbe raffigurata la spada, modificata dall'uomo. Noi qui abbiamo questo libro, un libro che si trova nel museo qui vicino, in pochissime copie è stato stampato in inglese, dove c'è una fotografia che potrebbe aiutarci a capire qual è il disegno che qui si potrebbe vedere. È una fotografia, pensate, del 1954, dove nell'angolo in alto, al mio posto, c'è una bambina. Secondo le ricerche di alcuni appassionati locali come Frank Glynn e dello storico Frederick Paul, la stele potrebbe essere la lapide funeraria di Sir James Gunn, un luogotenente di Sinclair.
Il cavaliere sarebbe morto in questo luogo durante la spedizione con i Templari del 1398. Una lapide controversa degli anni 70 ricorda proprio del viaggio di Henry Sinclair e Antonio Zeno prima di Colombo. Qui nel Nord America i reperti non hanno vita facile. Trovare i resti di un cavaliere medievale in Europa non porrebbe nessun problema, né storico né di altro tipo. Diverso è il caso della zona nord-orientale dell'America. Infatti qui la natura è rigogliosa e ci mette poco tempo a coprire e a nascondere reperti lontani nel tempo. È il caso per esempio di una chiesa, forse di una cattedrale di cui si parla in alcuni testi lontani, una cattedrale che sarebbe stata costruita prima di qualunque scoperta ufficiale, ma di questo edificio ad oggi non si è mai trovata traccia. Simile è il caso dello scheletro di un cavaliere medievale ritrovato nelle acque del fiume Fall River, proprio qui in Massachusetts. Si gridò subito con grande soddisfazione ad una scoperta tanto importante da poter riscrivere la storia remota del continente nordamericano. Molti furono anche i detrattori, ma arrivati al momento nel quale, grazie alla tecnologia, si sarebbe potuto datare certamente questo reperto, bene, lo scheletro andò distrutto in un incendio, quindi questa prova non può essere utilizzata. Un indizio in meno, ma a confermare il passaggio della flotta di Sinclair nelle acque del Nuovo Mondo sarebbe anche il ritrovamento di 2 antichi cannoni nelle acque americane, uno dei quali rinvenuto nella baia di Newport. Il cannone, del tipo di quelli introdotti da Carlo Zeno, potrebbe essere caduto da una delle navi di Sinclair. Anche Laura Zolo è finalmente giunta nel Nuovo Mondo. Un viaggio durato 8 mesi, da febbraio a settembre. Poi l'arrivo in Canada, la grande accoglienza e la festa. L'arrivo in Labrador è stato divertentissimo, anche perché abbiamo spaccato al secondo l'orario di arrivo. Io, quando mi trovavo in Groenlandia, l'organizzatrice americana al telefono mi chiese, dice, ma quando arrivi? Verso settembre, dice, ma che giorno? Ma il 12. A che ora? Ecco, dico, facciamo alle 2. Questo, in effetti siamo arrivati a Guysborough esattamente il 12 settembre alle 2 anche di quell'anno. È stata un'emozione grande vedere l'accoglienza di questa flottiglia di barche locali che sono venute incontro, le giubbe rosse, tutti quelli dell'associazione. È stato una grande emozione. Più interessante è l'ultimo indizio. Dobbiamo arrivare in una piccola isola, si chiama Oak Island, in Nuova Scozia, l'attuale Canada. Un'isola che per 200 anni ha nascosto un segreto. Infatti, proprio 200 anni fa è stato trovato un pozzo che ha resistito a numerosi tentativi di profanazione. Sono stati dilapidati patrimoni. Lì si dice sia nascosta l'ultima parte del tesoro dei Templari. Dopo 200 anni di scavi e ricerche, alcuni fatti sembrano ormai accertati. Il pozzo di Oak Island sarebbe opera umana. Le costruzioni sotterranee dimostrano che chiunque abbia realizzato Oak Island possedeva avanzate conoscenze di idraulica. I lavori di costruzione sarebbero durati almeno un anno e sarebbero antecedenti al 1750. Cosa c'è nascosto nel pozzo di Oak Island? È veramente un luogo templare? In ogni caso, i 2 esploratori, Antonio Zeno e Henry Sinclair, non sopravvissero a lungo alla loro avventura del 1398. A mio avviso c'è più storia che leggenda. Gli antenati dello Zeno, fino alle Orcadi, ci sono arrivati sul serio, sono sul serio entrati in contatto con i Sinclair,
venti, naufragi, correnti. Tutto questo può portare a isole sconosciute e può anche far sì che questa casuale scoperta venga poi riportata indietro sotto forma di memoria storica o sotto forma di leggenda. È già successo. Henry Sinclair morì nel 1400. Antonio Zeno lo seguì di poco. Morì probabilmente nel 1405. I due avevano aperto una strada, una rotta verso il nuovo mondo, ma tutto rimase segreto, almeno per 100 anni, quando un altro italiano, Cristoforo Colombo, nel 1492 scoprì, o forse riscoprì, l'America. Infatti Cristoforo Colombo forse sapeva dove stava andando, ma questa è un'altra storia. Henry Sinclair aveva un sogno: realizzare una città dove poter vivere in un mondo migliore. Avrebbe chiamato la sua colonia Arcadia. Un luogo adatto anche per nascondere il tesoro dei Templari, di cui la famiglia Sinclair sarebbe stata custode. Di Arcadia sarebbe rimasta solo una torre, del tesoro solo un pozzo inespugnabile, di Sinclair e dello Zeno solo una nave che naviga nelle vastità degli oceani.